Preso al volo Giuseppe Vivarelli, presidente dell'Associazione Calcio Portoviejo. Politicamente corretto, c'è anche la mascherina, siamo a distanza di sicurezza, se la può anche levare, presidente. Infatti quello volevo chiedere, se potevo per parlare. Ne ha facoltà. Ecco, l'importante è la mascherina, mi raccomando sempre, comunque, sia in stadio che fuori. Ecco, questo è importantissimo. Portoviejo promozione, primi in classifica, 4 partite. Qual è il segreto del successo? Intanto l'entusiasmo che siamo riusciti come dirigenza, come staff, come tecnici a praticamente divulgare all'interno praticamente del gruppo calcistico. I ragazzi poi, ovviamente i ragazzi sono professionisti, anche se diciamo militano in campionato dilettantistico, quindi sono seri, sono bravi, sono volenterosi, hanno capito molto bene il progetto Portoviejo di quest'anno. Quindi massima attenzione sempre, massima grinta in tutte le partite. Come dicevi te, ovviamente siamo primi in classifica e una partita, diciamo, su una partita siamo inciampati. Purtroppo il pallone è rotondo, la palla è rotonda, quindi può capitare questo, diciamo, questo aneddoto. Ecco. Però l'importante è insomma, non cadere mentalmente e ripartire sempre e comunque ad ogni inciampata che purtroppo capiterà durante il campionato. Ecco, periodo di Covid, si è sempre detto che nelle partite il giocatore fuori campo, che è il pubblico, è importantissimo. Voi, nonostante tutto, rispettando le regole, avete un pubblico che vi segue, però cosa vi manca rispetto ad altri periodi dove non c'erano queste restrizioni? Beh, sicuramente, allora, intanto meno pubblico, perché ovviamente per ovvie ragioni possiamo far entrare solamente una piccola parte, diciamo, di tutta la capienza dello stadio, vale a dire il 15% della capienza. Poi sicuramente cioè indossare sempre la mascherina, anche se sei all'aria aperta e quant'altro, che è giustissimo, però ovviamente fa sì sempre che c'è un po' meno entusiasmo, ecco, questa cosa qua. Però i tifosi ci seguono, quelli che possono entrare ci seguono, e pertanto se non ci possono seguire dall'interno ci seguono direttamente, magari guardando Facebook piuttosto che Instagram o quant'altro, che mettiamo, diciamo, degli spezzoni di partita, e pertanto insomma, ecco, il pubblico c'è sempre, insomma, ci segue. Ecco, voi avete fatto un piano anche per i prossimi anni, quindi l'obiettivo del Portoviejo Calcio quale sarà? Allora, l'obiettivo di quest'anno ovviamente con la squadra che abbiamo creato, con lo staff tecnico che c'è, sicuramente cercheremo, o meno l'intenzione è voler vincere il campionato, o meglio poter vincere il campionato. Ovviamente non siamo soli, quindi tutte le altre squadre ovviamente che ci incontrano daranno sempre il massimo per poterci battere, e quindi sicuramente noi faremo in modo di poter rimanere in vetta alla classifica per parecchio tempo, perlomeno fino alla fine. Ecco, questo è l'obiettivo. Vincere il campionato sarebbe diciamo, la volontà, un sogno, chiamiamolo come vogliamo. Sicuramente faremo del nostro meglio e il massimo è possibile poter realizzare questo. Ecco, la promozione è un campionato impegnativo anche dal punto di vista economico, notando qua sul campo tantissimi sponsor. È perché credono nella squadra o perché Portoviejo risponde diversamente ad altre zone del nostro Polesine che effettivamente hanno difficoltà per far quadrare i bilanci anche dal punto di vista di sponsorizzazioni? Beh, allora sicuramente far quadrare i bilanci è difficilissimo, sempre, anche per noi come per tutte le altre squadre. Gli sponsor, anzi devo veramente ringraziare tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo. Sono veramente tanti quest'anno, fortunatamente veramente abbiamo fatto un ottimo lavoro spiegando il progetto anche ai sponsor, perché non è semplice andare oggi come oggi da uno sponsor e dire ma ti va di fare questo, no, invece abbiamo spiegato l'importanza di questo progetto e quello che vorremmo realizzare, quindi in qualche modo anche in periodo di Covid ci stanno sostenendo e li ringrazio veramente fortemente di questo. Ecco, Presidente, noi la ringraziamo, naturalmente per non gufare non gli diciamo auguri eccetera eccetera, lasciamo tutto sospeso perché così è meglio e la sorpresa sarà migliore, e che dire, intanto la ringraziamo e godetevi questo primo posto in classifica. Sicuramente faremo in modo di rimanere il più su possibile, grazie.